Esculapio, tu che curi e guarisci, ricordati che Teodoro che ti offre questo gallo ti è sempre stato scrupolosamente fedele. Non ti ha mai negletto. Accordagli la guarigione di suo figlio. Allontana dalla sua famiglia la malattia e la morte. E il tuo intervento lo preservi dalla collera di Ade e dall'inimicizia delle divinità infernali. Senza dubbio, tutto ciò che l'uomo possiede gli viene dagli dèi. Ma mi domando se gli dèi hanno bisogno dei nostri doni. Teodoro ti offre questa coscia e questa carne perché tu ne possa respirare l'aroma. Esaudisci, Esculapio, la sua richiesta. Offrendo un gallo, un piccione, un agnello, ossia ben poca cosa, in cambio della protezione e dell'amore degli dèi, l'uomo domanda la soddisfazione dei propri desideri. Vale a dire molto. Con un gallo sperano anche di essere risparmiati dalla morte. Li posso capire, Socrate. La morte è orribile e senza dubbio tanto più dolorosa della nascita. Può darsi, ma può essere anche che sia dolce se si avvicina alla verità. Siamo tutti mortali, Socrate. E uno di noi un giorno morirà. Se la morte sarà dolce e significherà liberazione, con gioia sacrificheremo un gallo a Esculapio. È promesso, Critone. Intanto io credo che la morte sia una liberazione. Se non ne posso avere la certezza mentre abito il mio corpo, delle due cose una. O la conoscenza mi è interdetta, oppure l'avrò solo con la morte. E tu sai quanto sono curioso. Che io muoia, Esculapio, circondato dai miei amici, penetrato nella speranza di trovare nell'aldilà